Ad un mese dal sisma dell'Abruzzo, il Friuli ricorda la sera del 6 maggio 1976, quando poco dopo le 21 la terra tremò causando quasi 1000 morti. Furono colpiti 137 comuni, tra cui Gemona del Friuli, che è stata al centro della visita ufficiale del Presidente del Senato, Renato Schifani, accompagnato dai Presidenti della Regione, Renzo Tondo, e del Consiglio regionale, Eduard Ballaman. Un parallelismo, quello tra Friuli 76 ed Abruzzo 2009, tra il modello Friuli nella fase di ricostruzione e l'avvio della rinascita dell'Aquila e dell'area abruzzese, che è stato rimarcato proprio dal Presidente Schifani nel suo intervento. L'odierna cerimonia, alla quale sono intervenuti numerosi primi cittadini dei paesi disastrati dal sisma di 33 anni fa, non è solo celebrazione, commemorazione e memoria, ha sottolineato la seconda carica dello Stato, ma rappresenta qualcosa di più. È occasione per trasmettere agli abruzzesi quei valori che sono stati vincenti per i friulani, per rinnovare la fiducia nello Stato e nelle sue azioni. Federalismo ed autonomia. Due valori che sono stati ricordati dal Presidente della Regione, Renzo Tondo, e che ora assumono, ha affermato, una particolare importanza in un momento in cui l'esempio della ricostruzione del Friuli può essere riportato come testimonianza per l'Abruzzo. Schifani ha poi percorso la medievale via Giuseppe Bini, visitato il museo dedicato ai frammenti di memoria e, accolto dall'arcivescovo di Udine Pietro Brollo, ha visitato il Duomo di Santa Maria Assunta, soffermandosi in particolare sul crocifisso mutilato dal sisma, poi restaurato e benedetto da Giovanni Paolo II nel 1992. E il tema del federalismo è stato nuovamente ripreso dal Presidente Tondo durante l'intervento all'auditorium della sede della Regione a Udine. Il modello Friuli, anticipatore del federalismo, rappresenta un punto di riferimento, ha detto, per altre tragedie simili come quella dell'Abruzzo. Un modello che all'epoca consentì una semplificazione delle procedure ed una rapida erogazione di finanziamenti, grazie anche al ruolo svolto dai sindaci, a cui era stata attribuita la funzione di funzionari delegati della Regione. Il federalismo responsabile, inteso come capacità di gestire direttamente competenze con risorse proprie, funziona ed è alla base della specialità del Friuli Venezia Giulia, che deve essere dunque salvaguardata. Un valore che è stato poi ripreso, sottolineato e ampliato dallo stesso Presidente Schifani nel suo discorso conclusivo. È divenuto asse fondamentale per i trasporti. La nomina di commissario straordinario